Anche i libri gialli hanno i loro misteri. Intendo i libri fisici, non i loro contenuti. Ne parleremo adesso, elencandoli per la prima volta. Dal 1950 fino al 1970 circa si è verificato in Italia un fenomeno unico nella storia del secolo e penso anche un fenomeno irripetibile, come è accaduto per la musica beat. Dunque parlo della enorme produzione di racconti gialli e di mistero scritti da autori italiani nascosti sotto pseudonimi inglesi. Centinaia di collane, a volte lunghe, a volte cortissime, e centinaia di editori o di microeditori che chiudevano l'attività dopo 4 numeri pubblicati. Riguardo ai testi, troviamo qui una quantità enorme di capolavori, gialli, neri, avventurosi, misteriosi, sexy, supernaturali, originali, impensabili, eccetera, eccetera. È impossibile classificarli tutti. E qui si dimostra la grandezza, la fantasia e la creatività del genio italiano. Molti testi sarebbero da ristampare, molti sarebbero da far conoscere nelle scuole, molti infoltirebbero gli scaffali dei moderni bibliofili. Invece, che cosa avverrà? L'oblio totale, perché le vecchie generazioni di lettori sono tutti deceduti. In quegli anni non esistevano mezzi per registrare queste opere, tradurle in files e conservarle. Il computer, gli hard disk non li possedeva nessuno. Diamo qui una visione di come erano stipate le edicole con 2 foto scattate nell'aprile del 1961. Edicolante Angelo Marangoni, 1914-1970. Questi libretti erano facili da trovare nelle bancarelle e nei mercatini di libri usati, ma dopo l'anno 2000 sono scomparsi definitivamente. Qualcosa si trova ancora su eBay. La collezione che ho qui c'è per merito dell'amico studioso di letteratura popolare, dottor Tiziano Agnelli. Da lui ho avuto tutte le informazioni e anche moltissimi libretti che possedeva in più copie. Altro importante personaggio è l'editore Roberto Pirani, autore dell'opera Dizionario bibliografico del giallo. Poi il professor Patrizio Parma e ancora altri collaboratori. Esiste poi la Fondazione Rosellini per la letteratura popolare. La maggior parte degli autori sono italiani con pseudonimi inglesi, ma alcune collane con autori inglesi tradotti sono mescolati ad autori italiani con pseudonimo inglese. Impossibile stabilire con esattezza. Ecco qui un elenco incompleto dei gialli misteriosi. Sono esclusi i gialli Mondadori, Gazzanti, Longanesi, Erp e tutti i gialli famosi e troppo conosciuti.
Giallo, ore 23. I libri del gatto che sa. I gialli del quarto di luna. Sono i freddi contrappunti di una carezza che scorre lenta nella tragica clessidra di un'ora, di una notte. Sono gli appunti che il rasoio della vita incide e taglia sulla pelle dell'uomo. I gialli della medusa. I gialli dell'epoca. I gialli infernali. I gialli del diavolo. Collana giallo erotico I Gufi. I gialli della gatta. I gialli del terrore. I gialli del divieto. Gialli della svolta pericolosa. Terrore Pen. I gialli TL. Gialli RD. Gialli del buio. Gialli del quadrifoglio. Gialli della metropoli. I romanzi da bruciare. I gialli scacco matto. Racconti del sesso dell'aldilà. Gialli dell'epoca. Gialli della notte. Gialli del mandarino. Gialli del drago. Gialli serie nera. Gialli dello scorpione. Gialli dell'ippocampo. Gialli canarino. Gialli polizieschi americani. Federal Bureau Investigation. Gialli Gumar. Gialli dell'asso di picche. Gialli della piovra. I gialli allucinanti. I gialli di Margot. I gialli psicanalitici. I gialli all'italiana. Questo, nostra Silvia che sei nei cieli, è un capolavoro. Detective Suspense. I gialli del vizio. I gialli che turbano. I gialli piccanti. I gialli mignon. I gialli dell'amore. Super poliziesco. I gialli del Eros. I libri del buco. Super gialli vietati.